Giorno 19, il 26° anniversario della costituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello al Caos, con un interessante convegno. Ce ne parla, ingegnere Barone. Sì, una tavola rotonda alle 19:30, quindi sull'imbrunire, perché il caldo eccessivo di questi giorni non consente la presenza dei viaggiatori e dei visitatori e di chiunque vuole celebrare questa importantissima data, che per noi è stato l'inizio ufficiale di un percorso di trasformazione della città. Questa trasformazione che è ancora in corso e che chissà quanto durerà, perché è una trasformazione basata sulla programmazione negoziata e quindi sulla collaborazione fra pubblico e privato. Noi rappresentiamo il privato, noi rappresentiamo il pubblico nella misura in cui è stata la Comunità Europea a premiare il nostro progetto, che è rimasto al terzo posto su 238 proposte progettuali. Certamente il nome Pirandello si reggeva, però è stato il lavoro di circa 20 persone, cittadini argentini e non, anche di Palermo, tecnici, ingegneri, architetti, geologi, studiosi, il dottor Di Vuolo di Palermo, incaricato dalla provincia regionale di Agrigento, che ha dato un grande lustro al suo progetto, al nostro progetto con il Cerchio, l'associazione del Cerchio, facendolo ragguagliare a posti veramente tali da avere un premio che è consistito non tanto in denaro, ma nell'avere le possibilità e delle prerogative che ancora abbiamo e che molti ancora ad Agrigento non capiscono, non per cattiveria o per cosa, perché ancora non si riesce a capire la differenza fra prerogativa e invece privilegio. Noi non siamo privilegiati, noi abbiamo le prerogative che ci ha dato la Comunità Europea e la Regione Siciliana, che è il coordinatore di questo accordo di programma, questa legge regionale, che ci consente per esempio di travalicare i permessi, le autorizzazioni. Oggi si sente parlare di autorizzazioni, certo devono essere tutte cose in regola secondo i principi urbanistici, i principi commerciali, ma le sentenze TAR, caro sindaco, si devono rispettare. Cara dottoressa del Agrigento 2025, devono rispettarsi tutte le cose che la Regione fa, anche ora, le ultime cose che gli ha imposto a lei il presidente Schifani. Ma lei è come se non sentisse, non rispettasse una cosa sola: la lettura e la risposta alle PEC. Avete ogni PEC 32 giorni, dopodiché ricorrete in un reato penale, lo ripeto, penale, dottoressa, si guardi bene, perché noi non stiamo fermi e questa cosa non ne sopportiamo più.